vicini, tifosi lontani, ma soprattutto tifosi napoletani, bentornati alla quarta puntata Giuseppe Tolbo, il mio canale. Questo sarà l'anteprima di Real Napoli. Questa partita sarà la partita più importante di tutta la stagione. Avete visto che bell'inizio che abbiamo fatto per questa puntata, proprio per lo Special Guest, il Napoli a Madrid. Quindi noi ci aspettiamo di tutto domani, quindi noi siamo molto emozionati. Per me è un onore giocare con il Real Madrid. Io non dico neanche di vincere, ma almeno secondo me il Napoli, se fa la partita, può fare un pareggio. Ma il Napoli, se secondo me c'entra la partita, può passare anche alla vittoria. Io veramente in questa puntata vorrei essere molto serio con i tifosi napoletani, perché i tifosi napoletani sono persone molto importanti per me, perché mi seguono, perché fanno cose belle. Io spero che il Napoli questa partita la possa giocare bene, se la possa andare a giocare, e che faccia un ottimo risultato. Per me come il risultato potrebbe essere 1-2-0. L'unica cosa strana di Sarri, che appena arrivata a Madrid non ha, come posso dire, non ha fatto controllare il campo ai giocatori, che è strano come un professionista di allenatore come Sarri non faccia controllare il campo. Ma io non sono pessimista e quindi penso che il Napoli ce la possa anche fare domani, se il Napoli riesce bene a centrare la partita. Perché io non vorrei che il Napoli vada a Madrid e possa subire tutti questi gol. Io speriamo bene che il Napoli faccia una buona partita lì e che possa farci gioire, possa tornare qua con una buona vittoria per poi giocarcela qua e passare il turno ai quarti. Per me è un onore giocare con il Real Madrid, già l'ho detto, ma poi avremo tante emozioni, potremo vedere Cristiano Ronaldo da vicino che è un campione, tanti campioni abbiamo. Poi ho anche, non vorrei essere pessimista, quindi non voglio dire che il Napoli perde e fa. Semplicemente solo un pareggio o una vittoria per me, quindi per me la sconfitta non vale proprio. Va bene, noi adesso siamo in pubblicità e ci ritroviamo tra poco. Scaricatevi a prendere il canale di Mario Turbo. Voglio che andate subito a vedere, perché il canale YouTube in Campania l'ho creato io. Non c'è nessun'altra persona che può fare queste cose qui. Gentili telespettatori, bentornati dalla pubblicità. Ritorniamo a parlare comunque del Napoli. Adesso sono quasi le 7 meno 10. Adesso fra poco comincerà anche la conferenza di Maurizio, se non mi sbaglio, o di Sarri o di Callejon o di Albiol, se non mi sbaglio, perché ieri ho sentito al canale del mio maestro qui, Umberto Chiarillo, e io sono molto contento che il Napoli giochi con il Real Madrid, perché il Real Madrid è una grande squadra, quindi anche se il Napoli perde penso che il Napoli venga giustificato. Però io non voglio dire che il Napoli faccia una brutta partita, perché onestamente il Napoli non è come la Roma che va a perdere 6-1 contro un Barcellona. Noi ovviamente siamo squadre molto più ovviamente importanti, soprattutto che vanno in Champions, e non che si fanno fare 3 gol dal Porto così, perché è da polli farsi fare 3 gol dal Porto, che sicuramente uscirà ovviamente con la Juventus. Poi vorrei parlare di un altro argomento, l'argomento Maradona. Special Guest a Madrid anche lui insieme alla squadra. Verrà a guardare a Madrid la partita. Speriamo che possa portare fortuna, perché è un grandissimo special guest Diego Armando Maradona per il Napoli, soprattutto in questa trasferta così difficile a Madrid. Ci vorrebbe proprio
ci vorrebbe proprio che Maradona venisse, il Napoli riuscirebbe a fare un buon risultato. Io poi sono molto contento che Maradona venga, perché poi ricordiamo che Maradona è uno dei, diciamo, praticamente dei simboli, cioè del Napoli proprio. È un protagonista della storia del Napoli, che ci ha permesso di vincere 2 scudetti, quasi 3, e poi il terzo fu venduto, vabbè, comprato proprio quasi, perché poi il Milan riuscì a battere il Napoli 3-2 clamorosamente. Io comunque sono molto contento che Diego Armando Maradona venga a vedere questa partita Real Madrid-Napoli, perché ricordiamo che 3 anni fa, nel 2014, Napoli-Roma 3-0, appena entrò lui in tribuna, neanche il tempo di sedersi, gol di Higuain e Jorginho, e 3-0, e lì poi quel risultato condusse il Napoli alla finale di Coppa Italia, che poi lì fu anche un po' rovinata la festa del Napoli per l'uccisione di Ciro Esposito e tutte queste altre cose. Poi io vorrei parlare anche un poco della formazione, un pronostico mio personale, l'immaginazione della formazione. Per me la formazione sarà ovviamente, Sarri si schiererà con il 4-3-3 offensivo, con Reina a porta, Gulam a sinistra e Sai a destra, a difesa a 2 con Albiol e Koulibaly, nettissima, e poi a centrocampo Amsk, Diawara, Zielinski in attacco poi insieme a Mertens a ostacolarlo Insigne e Callecon con Mertens centrale. Panchina Milik sicuramente, Sepe, Rogga, Allan, Pavoletti, forse se convocato Kirikesh, Tonelli, Giaccherini e forse anche Lasicki e pure Rafael. E io poi spero che possa giocare anche Marco Rog, l'ho detto anche nel video precedente di Napoli-Genoa. Io lo spero che possa giocare anche lui, ma quello che deve proprio entrare secondo me nel secondo tempo è proprio Allan, perché è molto veloce. Io adesso vorrei proprio che il Napoli lì faccia una buona partita, ma non da polli, che il Napoli non voglio un Napoli timido, voglio il Napoli di come gioca adesso. Non voglio un Napoli timido, ripeto, non voglio un Napoli timido che si fa fare 3 gol dalla Roma, come in quel momento no. Napoli no, in quel momento no. E poi vorrei dire ai signori juventini che se il Napoli dovesse passare il turno e loro venissero eliminati e se sarebbero loro eliminati e se fossero eliminati loro dal Porto, e allora sì che goderemo. Ho concluso. Seguitemi sul canale Mario Tolbo, iscrivetevi, voglio che arrivate a 346.780 visualizzazioni, vabbè 60 quello che volete voi, e lo sport e rispetto allo sport. Tanti saluti, auguri per il match, forza Napoli, e tanti saluti da me e il mio maestro Umberto Chiarillo. Lo sport, rispetto allo sport. Arrivederci alla prossima puntata e a forza Napoli! Forza Napoli! Vai che ci crediamo!